Masters, all day, stays the day. Ok, ci siamo. Ok. Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Siamo qui con la nuova season e quindi bisogna concentrarsi assolutamente sul campionato perché ripartiremo dalla divisione non mi ricordo per puntare sempre alla divisione 1. Intanto, dato che è cominciata la nuova season, ci sono stati fatti un paio di regali. Il primo, per me fondamentale, è che col contratto mirato, ragazzi, posso andarmi a prendere Lobotka 95 ed è veramente veramente fondamentale perché Lobo ce l'ho, è anche abbastanza forte, ma averlo ed è 92 in campo, invece questo posso farlo diventare 95 base e col 95 base penso che facciamo un bel salto di qualità comunque al centro del campo e ce lo andiamo subito a prendere col contratto mirato. Eccolo qui il nostro favoloso Lobotka, eccolo qua, l'abbiamo ricevuto. Dopo lo andiamo a inserire in campo e soprattutto lo andiamo a potenziare. Detto ciò, facciamo un unico tentativo, raga, vi dico la verità, con il giocatore gratis che ci viene dato perché io Kvaratskhelia già ce l'ho 97 in campo, questo sarebbe 97 base, quindi tra l'altro la player skill momentum dribbling che sarebbe molto molto interessante, però prima di provare a spendere le mie monete vorrei fare delle valutazioni su Kvara, su quello che ho e quello che andrei a prendere per vedere le differenze, perché onestamente non sono sicuro che mi convenga spendere queste monete per questo giocatore, cioè per questa versione intendo. Detto ciò, un giocatore ce l'abbiamo gratis, quindi vediamo chi cazzo ci esce. Vediamo, vediamo. Vediamo. Chiaramente campionato italiano, e sti cazzi. 5, 5. Chi cazzo è? Pellegrini? Ma ha rotto il cazzo, cioè questo è il secondo Pellegrini, ma io che palle. Ma che cazzo me ne faccio i Pellegrini? Vabbè, Pellegrini 80, sti gran cazzi. Secondo anche a cagare. Bene. Detto ciò, dato che ho poco tempo, vorrei fare innanzitutto andare a mettere, ci mettiamo direttamente Lobo in campo, l'altro Lobo ovviamente, e andiamo nelle riserve, eccolo qua l'82, quindi vedete già è salito a 84, l'abbiamo messo in campo e adesso nella mia squadra lo andiamo a potenziare, così vi faccio vedere anche come personalmente preferisco potenziare determinati giocatori. Eccolo qua. Opzioni giocatore, andiamo al progresso, no, andiamo all'allenamento abilità o CAS. Niente, io stasera sto drogato. All'aumento di livello, ovviamente. Quindi andiamo a fare un paio di 10.000, ma anche così. Andiamo qua. Qua ce ne abbiamo parecchi, quindi li sfruttiamo, arriviamo a 40, ecco qua. E abbiamo fatto. Avvia allenamento, procedi. Perfetto, e adesso ce lo andiamo a potenziare col progresso. Competenze e stile di gioco, tutti 90, perfetto. Statistiche giocatore, chiaramente, raga, Lobotka gioca a centrocampo, quindi il passaggio per me è fondamentale, anche il dribbling per me è fondamentale, come la destrezza. In realtà anche la difesa mi serve perché gioca come mediano. Gabigol, grazie per il follow. Grazie mille, Fra. Grazie mille. Follow for follow. Appena finisco la live, vedo di andare a metterti il follow tranquillamente. Anche perché ti ripeto, ti dico la verità, ho poco tempo, quindi voglio un attimo finire qua. Do anche 4 alla forza inferiore. La forza in aria, mi serve, ripeto, molto il passaggio, molto il passaggio, perché mi serve chiaramente gioca mediano e gli do un altro po' di difesa perché chiaramente contrasto e aggressività sono fondamentali in quella zona del campo. Il tiro, ma giusto perché si può trovare qualche volta lo alzo un po', andiamo anche di accelerazione e velocità. E un altro paio a dribbling, perfetto.
io finirei col passaggio 3. Perfetto, non posso alzare niente se non la forza in area, non altro uno in forza in area e stam a post. E per me così va più che bene Lobotka al centrocampo e arriva a 93. 93, 93. Abbiamo detto quanto me lo faceva vedere? 92, forse sono arrivato anche oltre. Vabbè. Bene così, bene così. Adesso diamo uno sguardo giusto a quanto è arrivato a 95 in campo. Devo dire, comunque sono 3 punti in più. Ci piace assai. Ci piace assai. Detto ciò, io andiamo ad iniziare. Tanto io do un'occhiata agli eventi perché ho praticamente acceso adesso. Abbiamo un Italian League contro l'AI. Le AI non ci interessa. Ah, Legend. Ah, per esempio contro le AI. Legend Festival. Cosa ci darebbe? Encourage Stars al buio. Non lo so. Non lo so, raga. Io riprenderei subito col campionato, che penso sia il nostro obiettivo principale. Torniamo alla divisione 6 perché, raga, intanto prendiamo un po' di premi. Perché, ragazzi, purtroppo non sono riuscito a pubblicare tutti i video della precedente stagione perché poi è finita ed è iniziata la nuova. Ma io ero arrivato in divisione 3, in divisione 3 alla fine per il rotto della cuffia praticamente. E quindi, dato che si scala di 3 divisioni, ricominciamo dalla 6. Quindi adesso bisogna fare al più presto 9 punti per passare subito alla divisione 5 e quindi cominciare la scalata. Vediamo in questa prima partita cosa succede. Giochiamo con... abbiamo l'esordio del nuovo Lobotka in campo, che ci piace assai e vorrei subito testarlo contro una squadra forte. Vediamo un po' il sistema, chi ci farà affrontare, quale avversario, che squadra avrà, quali fenomeni avrà in campo, perché qua so di gente che spende centinaia di euro per i pacchetti e invece noi abbiamo il Napoli Reale. Tra l'altro ci continuiamo a godere, tanto è Barcellona-Napoli, andiamo al Camp Nou, la divisione 7. Tra l'altro, ragazzi, ci continuiamo a godere un po' Kim perché non è ufficiale il passaggio al Bayern, sappiamo che siamo ai dettagli, però non è ufficiale, quindi per il momento io lo lascio in campo, anche perché onestamente dovrei poi giocare con la scheda base di... devo abbassare un po' la voce, raga. Dovrei giocare con la scheda base di Ostigard e la cosa non mi fa proprio impazzire. Tanto il maestro purtroppo non sta proprio bene. Facciamo giocare Olivera. Tra l'altro io dovrei togliere anche Beresischi e Dombele, che in realtà ufficialmente hanno lasciato la squadra, però questo andiamo a vedere perché devo comprare almeno Zanoli e un altro centrocampista potrebbe essere Demme, che ancora deve essere ceduto a questo punto, giusto per tenere il rimpiazzo. I nostri avversari, l'abbiamo visto, una squadra un po' strana, nella formazione hanno un bel buco centrale e questo è interessante, dobbiamo andare a vedere se riusciamo a riempirlo, ma chiaramente sembrano molto forti. Bene ragazzi, la prima parte della stagione sta iniziando, la cosa ci piace parecchio. Cerchiamo di mettercela tutta io perché io vorrei veramente arrivare il prima possibile, prima o poi in divisione 1, ancora non ci sono mai riuscito ed è il caso di provarci. Intanto siamo al Camp Nou per questa prima partita di questa nuova season. Ci siamo, si parte. Si vola, guardate che bel buco centrale c'è, voglio là. Un bel buco centrale proprio. Attenzione. Kim per Meret. Erroraccio di Olivera. Meret non sto attento, io ho fatto una cagata proprio che non è da me. Anghissà. No, lo Za, in realtà si era fermato anche Anghissà. Abbiamo iniziato un po' a singhiozzo, un po' a singhiozzo. Attenzione a Griezmann. Attenzione, grandi Zelischi, la palla per Osimhen che prova a far correre Kvaratskhelia, che però la stoppa. Kvaratskhelia, errore nella fase di impostazione di Kvara. Robot che recupera la palla, attenzione Kvaratskhelia. Kvara, prova a metterla dentro. Zelischi. Abbiamo provato a costruire un qualcosa di simpatico. Recuperiamo la palla, fallo laterale. Abbiamo provato un paio di cose simpatiche, Olivera, Kvaratskhelia, Zielinski, palla per Lobotka, dentro per Anghissà, fantastico, però fermato da Pempè mi pare. Attenzione, Anghissà deve coprire la posizione del capitano, ci riesce alla grande e la dà poi a Meret che spazza verso Osimhen.
che appoggia a Zielinski, che stoppa la palla e dà in profondità. Qui c'è Kvaratskhelia che se ne va sulla fascia. Kvaratskhelia, cross in mezzo, c'è Osimhen che addirittura stava provando la rovesciata. Lobotka, palla per Anghissà, dentro per il Ciuchi. Attenzione il Ciuchi, lo 1-0 Napoli. Si vola, il Ciuchi, primo gol della season è del Ciuchi. Un po' casuale perché lì ha provato la giocata Anghissà e la difesa ha sbagliato. 1-0, 1-0, bene così, avanti Napoli, 1-0. Anghissà, palla per Di Lorenzo, errore, attenzione Pempè, attenzione a Pempè, Kim vede Lobo che appoggia poi ad Anghissà, che la dà al Ciuchi Lozano in profondità, poi palla per Zielinski, la gira per Osimhen che va a lungo da Kvaratskhelia, calcio d'angolo, bella azione manovrata, attenzione che proviamo lo schema, proviamo lo schema con Zielinski che prova ad andare da Osimhen, che prova a spizzarla, non ci riesce, Di Lorenzo non arriva in tempo per appoggiare a Lobotka. Attenzione, attentato. Olivera, Zielinski appoggia a Lobotka che la dà ad Anghissà che vede largo il Ciuchi completamente solo. Il Ciuchi prova il cross verso Osimhen che non riesce ad andare ad impattare la palla. Kim riallarga verso Giannino Di Lorenzo, subito per il Ciuchi Lozano, il cross di Lozano, c'è Osimhen ancora e ancora niente da fare. Lobotka appoggia Zielinski ancora per Lobo, dentro ha provato una giocata pazzesca per Kvaratskhelia, non riuscita. Attenzione Zielinski, palla per Lobotka che prova la botta, la parata di Courtois, non proprio il fondamentale ideale per Lobo, che spesso è solo sempre per il buco centrale che hanno i nostri avversari. Giannino Di Lorenzo, grandissimo, palla poi per il Ciuchi Lozano che prova a cambiare tutto, non ci riesce. Attenzione Kim, attenzione, brutta giocata qui, Rachmani, palla per Olivera, allarga per Kvaratskhelia che praticamente gli sono sbattuto addosso, ma fallo laterale per lui. Bene così, Kvaratskhelia va per Olivera, la palla finisce a Lobotka che appoggia ad Anghissà, penetra Anghissà, attenzione per Osimhen che si gira in aria, ma che cazzo ha preso? Che cazzo ha preso Courtois? Riproviamo il nostro schema con Zielinski che prova a cercare ancora Osimhen che prova ad appoggiarla di testa. Courtois prima di qui c'è Kvaratskhelia e rilancia Courtois, attenzione c'è Olivera che si trova dall'altro lato, attenzione Zielinski, la recupera palla al Ciuchi Lozano che prova ad andare da Zielu. Ciao Jonut, come stai? Tutto bene? Olivera, Zielinski allarga verso il Ciuchi che vede Anghissà che si gira dall'altro lato, Anghissà dribbling e passaggio a Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, prova il tiro, calcio d'angolo. Stiamo provando un po' a chiuderli, ci stiamo a provare. Hai visto quanti fenomeni sono usciti fra nei pacchetti? Zielinski, attenzione, proviamo lo schema con la rete di Kvara. Io pensavo non fosse passata quella palla, mamma mia, super schema, Osi per Kvara, tutto di testa e 2-0 per noi. Vedi, se me lo fa vedere, guarda là, non mi fare, diciamo. Bella 2-0 ragazzi, 2-0. Stiamo cominciando alla grande questa nuova season per il momento. Vediamo che cosa succede. Attenzione a Ronaldinho, Rachmani per Meret, la palla arriva a Osimhen che riesce a spizzare, non abbastanza, ma Olivera prende palla e allarga per Kvaratskhelia dentro per Zielu, appoggia di nuovo a Kvara, attenzione Kvara dentro, la palla stava arrivando a Anghissà, niente da fare, attenzione Zielu, palla per Osimhen, troppo debole il tiro. Courtois, attenzione, prova a partire in contropiede il Barcellona, ma Di Lorenzo appoggia a Meret che dall'altro lato vede Olivera, bel passaggio di Meret, poi Zielinski vede Anghissà centrale, c'è sempre un bel buco, Osimhen dentro per il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene, niente da fare, poi la palla arriva a Giannino Di Lorenzo che cross in mezzo,
anticipato ancora Vittorio Osimhen. Attenzione Kvaratskhelia, ferma Griezmann. Bene qui Kvara in ripiegamento. Dai cazzo, dai cazzo. Dai cazzo. Zielinski prova a chiudere, prova ad andarsene il Barça. Zielo recupera palla e la dà a Kvaratskhelia che appoggia ad Anghissa che prova ad allargare. Penso finisce il primo tempo qui. Not yet, not yet. E finisce qui. Primo tempo dominato contro il Barça al Camp Nou. Dominato. Siamo avanti 2-0 e bisogna assolutamente continuare così perché significherebbe andarsi a prendere la prima vittoria in questa nuova season e la prima vittoria nella divisione 6, il che poi ci direbbe che mancano 2 vittorie per approdare subito in divisione 5. Bene, vediamo un attimo il nostro amico che ha intenzione di fare. Bene, bene, si parte per il secondo tempo. Loro provano a cambiare qualcosa, noi ripartiamo con gli stessi effettivi. Attenzione, Olivera, proviamo a partire subito forte con Kvaratskhelia che prova ad andare dentro da Anghissa. Attenzione Kim, va subito da Anghissa che allarga alla grande verso il Ciuchi Lozano che prova a crossare il Ciuchi. C'è Kvaratskhelia di testa, ha provato Kvara. Ci ha provato di testa Kvara. Bene così ragazzi, abbiamo passato, abbiamo cominciato forte. Courtois rilancia Di Lorenzo, bravissimo il Ciuchi Lozano, prova ad appoggiare subito ma Cancelo gliela porta via. Anghissa non riesce a gestire questa palla. Attenzione Fabinho, niente da fare. Kim deve chiudere, Kim. Maro, che gol di merda. Che gol di merda che ha fatto io. Che gol di merda. Che gol di merda. Veramente che gol di merda. Osimhen, vabbè ragazzi, accorciano, bisogna stare attentissimi. Olivera, Zielinski, palla per Kvaratskhelia. Kvara prova il dribbling, se n'era quasi andato, poi si dimentica di andarsi a prendere il pallone, poi viene colpito Zielo e fondo per il Barça. Attenzione perché eravamo partiti fortissimo, ma il Barça è riuscito ad accorciare. Il nostro avversario ci sta mettendo un poco. Attenzione Lobo, Anghissa, Osimhen, prova ad allargare subito per il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi, attenzione il Ciuchi, palla per Anghissa, attacco per Zielinski che non riesce ad agganciare in area purtroppo. Attenzione, deve tornare Di Lorenzo e ci riesce, poi vede subito dentro Osimhen che la dà a Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvara, fermato da Trent Alexander-Arnold. Riesco mai a pronunciarlo bene io. Olivera, che cazzo ha fatto, mannaccia zio, ok? Poi dribbling di Kvara che guadagna un calcio di punizione, molto bene, grandissimo Kvara. Attenzione, Anghissa va verso Osimhen, palla forse un po' troppo pretenziosa per Osi. Lobot che ha provato a smistare tutto, niente da fare. Olivera, Anghissa, Osimhen prova a darla alla grande verso il Ciuchi Lozano che è troppo lunga per il Ciuchi, però troppo lunga, una buona idea ma Courtois, attenzione, Olivera deve svettare, ci riesce, poi fuori gioco di Kvara. L'arbitro con l'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. Ci hanno messo 6 anni per tornare dal fuorigioco e questo è il cazzo di risultato. Van Dijk prova. Van Dijk, attenzione. Zielinski abbiamo recuperato palla, proviamo il contropiede con Kvaratskhelia, attenzione Kvara, dentro per Zielo.
Zielinski prova a scendere, Zielinski si fa recuperare da Franchino Lampard e niente da fare. Poi Di Lorenzo svetta su Ronaldinho, poi Lozano, il cross dalla tre quarti. Questi cross dalla tre quarti stanno funzionando veramente poco in questa partita. Attenzione a Pempé, prova il Barça ad andarsene, c'è Olivera, non riesce a fare nulla, Lobo. Attenzione, stanno provando a farci girare, ma Di Lorenzo, poi Zielinski, Lozano, palla per Kvaratskhelia, prova ad andare di testa, non ci riesce, però Olivera riesce poi ad appoggiargliela dall'altro lato in profondità. Attenzione, Kvaratskhelia, ancora niente. Palla per Olivera, prova a triangolare un po'. Anghissà, Lobotka, vede il Ciuchi, Lozano, grandissima palla, il Ciuchi, il cross in mezzo! Osimhen. Ci ha provato Osimhen. Attenzione, lui va al menu di pausa perché vuole provare a cambiare. Possiamo provare a cambiare qualcosa anche noi. Oddio, Elmas sta forte. Zielinski sta giocando bene, anche Anghissà, però Anghissà un po' meno. Proviamo a dare un po' di qualità al centrocampo. Il Ciolito sta bene, ma anche Osimhen lo lasciamo. Mettiamo un po' Politano al posto di il Ciuchi Lozano. Ultimo solo perché... no, vabbè. Popolitano, al posto del Ciuchi Lozano, Popolitano, vabbè. Ci siamo. Abbiamo cambiati due noi. Courtois, attenzione, rilancio, c'è sempre Giannino Di Lorenzo, Politano prova ad appoggiare, non ci riesce, e poi Kim, niente da fare, Lobotka, Kim prende palla per Politano, prova il dribbling, fermato senza fallo, riprende palla Elmas, fantastico, la dà subito a Politano che ha un po' di spazio, Politano vede Osimhen, dentro la palla per Osimhen, che cazzo ci siamo divorati. Ragazzi. Courtois rilancia, la palla arriva nei pressi di Kim che riesce a svettare, a prendere palla, niente da fare, attenzione a Pempé, Lobotka, fantastico, palla per Kvaratskhelia che prova ad andare da Osimhen, niente da fare. Zielinski va subito da Olivera che prova a cambiare, bruttissima palla di Olivera, ragazzi, qui bruttissima palla di Olivera. Rachmani su Mbappé, ancora Rachmani, e poi Lobotka allarga, gran palla per Politano che dribbla, Politano appoggia poi per Elmas che non riesce ad appoggiare la palla a Zielo, peccato, attenzione Lobo, e poi Rachmani torna da Meret che prova ad andare lungo, la palla arriva da nessuno, però viene raccolta da Lobo, attenzione Zielinski, palla per Osimhen, allarga per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, doppio dribbling di Kvara, prova ad andare dentro Osimhen, la dà ad Elmas che si gira, attenzione Di Lorenzo, Politano non riesce ad andare al cross, ci abbiamo provato, niente da fare. Attenzione Olivera, non riesce ad andare a prendere la palla, Lobo, attenzione Kim, e poi Elmas riesce a spazzare. Zielinski, attenzione Osimhen, prova ad andare da Kvaratskhelia che prova a cambiare tutto, la palla non passa per Politano, attenzione arriva adesso a Politano con una grandissima giocata di Kvara, ma Politano si addormenta, non riesce a fare niente, attenzione Olivera e poi Kim che la ridà a Kvaratskhelia, dentro per Zielinski che prova ad allargare per Politano che prova ad andare dentro da Osimhen, niente da fare, attenzione bisogna resistere qui. Rachmani spazza e poi Osimhen spizza verso Politano, attenzione Politano dentro, arriva Osimhen che non riesce a colpire. Dimmi che è finita e finisce qua. Prima vittoria in questa nuova season, ragazzi, prima vittoria. Bene così, pienamente meritata, abbiamo sofferto un po' alla fine ma abbiamo assolutamente meritato di vincere. Bene ragazzi, io intanto chiudo la live. Ci vediamo alla prossima live, vi chiedo per chi avrà visto il video di mettere magari un mi piace e se vi fa piacere seguire il canale per la nostra scalata alla Divisione 1.